Il via l'ha dato l'ex allievo Luca Zaia, che ricorda così l'ultimo giorno di scuola. È stato in questa scuola nel 1987, ma poi ho continuato a studiare e mi sono laureato. Però insomma è una bella emozione arrivare a fine anno. E l'emozione i ragazzi del Cerletti l'hanno espressa con il consueto corteo dei trattori in centro a Conegliano. Per voi cosa significa sfilare oggi col trattore? Sfilare non ha un significato, è più una tradizione per noi ormai. Esemplari storici a Ferrari dei Campi condotti dagli studenti, mentre le ragazze facevano a gara pur di salire in cabina. Ma adesso si accappa anche col trattore? Probabilmente sì. Per qualcuno i tempi in realtà almeno qui non sono mai cambiati. Una volta. Sì, Certo. anche una volta se arrivava uno col trattore era un bravo moroso. Ma certo. Un corteo che grazie alla pazienza dei tanti conducenti bloccati per diversi minuti dal loro passaggio è arrivato fin sotto alla scalinata degli Alpini per poi tornare al Cerletti. E in questa festa, tra ali di folla, quello che spiccava erano le numerose bandiere venete che sventolavano sui trattori. Bisogna avere l'autonomia qua, via. Infine c'è chi al leone alato ha aggiunto il tricolore. Ovviamente la bandiera italiana che è quella veneta. Sì. Quella che preferite? La Veneta.